Erano in 4 i ragazzi che avevano deciso di concedersi un'escursione sulle montagne della zona di Verzegnis in provincia di Udine. Fra di loro anche un triestino amante della natura e delle uscite fuori porta, Francesco Bigazzi di 24 anni. Ad un certo punto una ragazza 23enne sembra aver perso l'equilibrio ed è scivolata in un diruppo. Immediatamente Bigazzi ha tentato di soccorrerla, raggiungendola nel diruppo, ma purtroppo a quel punto ha perso l'equilibrio ed è finito anche lui nel vuoto. Dopo essere precipitato per più di 60 metri, per il giovane triestino non c'è stato più nulla da fare. La ragazza invece, seppur gravemente ferita, è viva. L'allarme è stato dato subito dagli altri 2 escursionisti. Un tecnico del soccorso alpino e il medico rianimatore si sono calati col vericello nella zona della caduta, ma non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane triestino. Subito dopo hanno stabilizzato la ragazza, che ha riportato numerosi traumi, e l'hanno trasferita d'urgenza all'ospedale di Udine. La ragazza, Simone Green, di 23 anni, di Dublino, nonostante presenti numerose fratture, è fuori pericolo di vita. Gli amici descrivono il Bigazzi come un ragazzo speciale, squisito, di immensa generosità e altruista. Un ragazzo d'oro che lascia un vuoto incolmabile. Incidente stradale quest'oggi in comune di Rimanzacco verso le 12:30 nei pressi dell'intersezione tra il bivio dei Joselini e la tratta dismessa della strada statale 54. Una vettura nell'impatto si è rovesciato, fortunatamente nessun morto, solo lievi ferite per il conducente, ma continuano i commenti relativamente alla modifica della viabilità recentemente apportata. Abbiamo sentito in merito un esercente commerciale che ha il proprio bar nei pressi della zona e che ha voluto commentare l'accaduto. Voi avete un'attività commerciale, un bar proprio nei pressi e si sono verificati altri incidenti? Sì, già la seconda volta nel giro di un paio di settimane, considerando che comunque l'incrocio è stato fatto da un mese, in attività diciamo da un mese e qualcosa, quindi è già abbastanza una alta percentuale penso per incidenti. La scorsa volta cos'era accaduto? La scorsa volta un camioncino uscendo dalla strada Oselin, che adesso ha la precedenza, è uscito e la macchina che arrivava da Udine non ha rispettato la precedenza, quindi sono tuonati praticamente, però non era grave come questa volta. Oggi fortunatamente non ci sono stati morti, ma il rischio è stato tanto già che l'auto si è ribaltata e non ha rispettato uno stop. Un brutto incidente perché la macchina è capottata ed era rimasta anche incastrate un paio di persone, mi pare. Però dico che secondo me arrivando da Udine e siccome è cambiato da poco, è sempre stata una statale questa e non c'erano gli stop, quindi magari uno che ci passa una volta ogni tanto ed è magari un attimino distratto può capitare, perché sì, è un po' strano che da statale ti ritrovi lo stop lì davanti, quindi può succedere. Qui ci troviamo in comune di Remanzacco, anche se non è segnalato. Qua è comune di Ramanzacco, sì, però non ci sono più i cartelli né non c'è niente qua. Sì. Le persone non si rendono conto perché non è ben segnalato, ma anche comunque l'incrocio si hanno messo un paio di luci sopra in alto, però secondo me uno che l'ha fatta 1000 volte questa strada qua e ci passa una volta magari ogni tanto, può capitare che vada dritto perché sì, è lo stop è in mezzo alla statale praticamente. Una sera come tante in quel di Cussignaco però che ha una zona, che è questa, che è particolarmente trafficata, soprattutto di giorno c'è da dire, e le macchine corrono molto veloci. Lei è un residente, cosa ha notato? Un aumento del traffico esponenziale e siamo vicino alla zona industriale, quindi tra padroncini, furgoni di varia natura e mezzi automobilistici il traffico è veramente diventato insostenibile. Io sono residente qui a Cussignaco dal 1992, ho visto trasformarsi questo fiorente quartiere cittadino, che in passato era anche comune, in un luogo veramente di transito, perché molti mezzi automobilistici e padroncini cercano di tagliare, che obiettivamente si fa un po' di scorciatoia per andare a finire in viale Palmanova e per andare sulla strada statale che poi porta a Gorizia, ma questo ha fatto aumentare, ripeto, in modo veramente esponenziale il traffico, non solo dal punto di vista dell'inquinamento c'è ed è palpabile, al di là dell'inquinamento è diventato anche pericoloso, in quanto se c'è una persona con disabilità e quindi deve muoversi in carrozzella o una semplice mamma con un carrozzino, deve camminare su dei marciapiedi solo da una parte, come in questo punto, perché dall'altra parte non ci sono naturalmente i metri sufficienti, e quindi diventa anche pericoloso perché le auto sfrecciano in modo non consono. Qui c'è un limite di 30 km/h, mentre invece il traffico continua non solo come quantità ma anche come qualità, quindi la velocità
dovrebbe essere regolata perlomeno con la presenza fisica del vigile urbano. Noi abbiamo un vigile di circoscrizione che viene, se non ricordo male, una volta alla settimana, ma sta in ufficio, e quindi noi vogliamo, almeno io mi permetto di evidenziare questa peculiarità da concittadino, una presenza più fattiva nel controllo del traffico, perché è diventato insostenibile. A Gorizia gli inquilini non pagheranno la Tasi, che sarà applicata solamente sulle prime case con il 2 per 1000 e una detrazione di 80 euro. Lo ha deciso la Giunta Romoli nell'elaborazione della manovra tributaria imposta dallo Stato. Il governo ha chiesto ai comuni di applicare una nuova tassa, la Tasi, come contributo di solidarietà che per Gorizia ammonta a 3.670.000 euro, quasi 2 milioni e mezzo in più dell'anno scorso. Una cifra molto alta che verrà recuperata in parte con la Tasi sulle prime abitazioni, dove peraltro non è stato applicato il massimo, ovvero il 3,3 per 1000, escludendo dalla tassazione gli inquilini ma anche le strutture commerciali già in forte difficoltà. Per quanto riguarda l'IMU rimarrà invariata, ovvero sarà applicata come nel 2013, solamente sulle seconde case, sulle strutture commerciali al 7,6 per 1000 contro l'aliquota massima del 10,6 per 1000. Particolarmente importanti le novità relative alla tariffa sui rifiuti, la Tari, che quest'anno scenderà del 3,2-3,4% per le utenze domestiche e del 2% per le utenze commerciali e industriali. Il sindaco mette in luce lo sforzo che il comune di Gorizia sta compiendo per contenere la tassazione, nonostante le imposizioni dello Stato. Evidenziato anche la volontà di evitare ulteriori difficoltà burocratiche ai cittadini, che non dovranno pagare la Tasi in giugno bensì in dicembre, e riceveranno a casa il mese precedente un bollettino con la cifra che dovranno versare. Non dovranno quindi neppure recarsi in comune. Finisce con entrambe le squadre da tempo avevano ottenuto gli obiettivi minimi stagionali prefissi, la permanenza della massima serie. Il solito di Natale, capace di chiudere l'anno calcistico con una tripletta, degna da cannoniere di razza come lui è. Per il resto i soliti alti e bassi tipici della stagione. Ora avanti per il futuro. Probabilmente domani Francesco Guidolin scioglierà la riserva sul suo futuro. Gli addetti ai lavori danno certa la sua riqualificazione in seno alla società di Piazzale Argentina con il passaggio dal campo alla scrivania. Il ruolo alla direttore tecnico all'inglese, un occhio al campo per dare i consigli giusti al nuovo tecnico. Potrebbe essere il suo vice Bortoluzzi, il nuovo titolare della panchina bianconera, in caso di necessità, e seguire il mercato interno ed esterno affiancando i dirigenti nelle strategie. Non si escludono clamorosi colpi di scena dell'ultima ora, come la rivederci del tecnico di Castelfranco attratto da qualche nuova avventura, magari un ritorno a Palermo, oppure il famoso anno sabbatico, tanto per riposarsi un po' dedicandosi a famiglia e bicicletta. Tra tante incertezze qualcosa di concreto si materializza, i lavori di rifacimento dello Stadio Friuli. Le Ruspe hanno quasi terminato l'opera di demolizione della curva nord, la quale, una volta ultimata, si darà il via ai lavori di costruzione del nuovo segmento affiancato al campo di gioco, mentre se tutto procederà sul verso giusto, a luglio 2015 il nuovo stadio sarà consegnato a società e tifosi.